Un assolato gradevolissimo pomeriggio milanese, sole, aria fresca e un libro per le mani che è ricapitato qui dopo 14 anni, lo ha scritto Gabrio Casati, che in realtà non è solo il sindaco che porta al 1848 e ai moti di Milano anti-austriaci, ma è un autore collettivo, è un gruppo di giovani che si interessano di politica e di economia a Milano, che vengono dalla sinistra, che riflettono però criticamente, in maniera marxianamente empirica, sulla realtà dell'economia, sulla realtà del paese. Nel 2006 nasce Ambrogio, inserto settimanale del Riformista, dedicato al nord, alle questioni del nord, alla questione settentrionale. Compare poi sul quotidiano web Affari Italiani, sull'inchiesta, e poi l'esperienza finisce in qualche modo lì. Non finisce lì quel libro, perché è ricapitato tra le mie mani, Luigini contro Contadini. Siamo nel 2011. Il libro recitava come sottotitolo Il lato oscuro della questione settentrionale, con una bellissima prefazione del professor Giulio Sapelli. Allora, si dà il caso che Gabrio Casati, lasciati i suoi augusti basettoni di presidente del Consiglio, mi sembra, del Regno di Sardegna, poi ministro, ha fatto tante cose, oltre che il podestà di Milano, cioè il sindaco dal 1837 al 48, sia capitato qui perlomeno una parte, una scheggia, una parte dell'anima di Gabrio Casati a casa mia, in questo assolato e fresco pomeriggio di fine maggio. Buongiorno Gabrio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Giulio, grazie dell'invito e buon pomeriggio naturalmente a tutti i radioascoltatori. Che andremo di mattina, per cui va bene la mattina. Fa niente, pomeriggio, mattina è tutto relativo. Allora, Luigini contro Contadini, questo bellissimo libro che, allora, da un certo punto di vista, secondo me, non ha perso un grammo di attualità, ma è irrimediabilmente vecchio rispetto ai tempi che viviamo oggi. E questa è una contraddizione, un paradosso, nel quale lascio subito questa scheggia dell'anima di Gabrio Casati, sul quale, un paradosso sul quale lascio a questa parte di Gabrio Casati che è qui con noi di ragionare. Perché? Perché in realtà questo libro nasce, come dicevo prima, correggimi se sbaglio, da un'osservazione empirica, direi marxiana, non marxista, nel senso canonico, diciamo, più nobile della dottrina marxiana, cioè cercare di analizzare la realtà, capirne le dinamiche e formulare anche magari delle ipotesi. Qui nel libro voi affrontavate una questione che all'epoca era ancora bruciante, no? La questione del nord, la questione del residuo fiscale, la questione della secessione, perché anche voi vedevate come possibile via di uscita dalle contraddizioni bestiali che affliggevano il regime italiano, che ancora lo caratterizzano, la via d'uscita della secessione. Cosa che ovviamente non si è realizzata, il tempo è passato, però io lascio al nostro carissimo sindaco di introdurre una riflessione su cosa è cambiato, perché da qui partiamo, no? Allora, da una parte non so se sei d'accordo, bruciante attualità, perché sta roba qua è ancora vera, dall'altra incredibile vecchiezza. Com'è che si spiega? No, infatti sei stato anche fin troppo generoso, in realtà uno dei cambiamenti più rilevanti lo si vede dall'ultimo capitolo, che era quello che in qualche modo provava a tracciare una prospettiva. Quella non ne abbiamo beccata una, è cambiato tutto, ecco, quindi fin troppo generoso. Allora, io credo che in realtà forse in questo caso vale la pena, io sono tutt'altro che un tuttologo e non voglio stare troppo per aria, poi mi piace andare nelle cose concrete, però in questo caso specifico forse vale la pena di fare un'introduzione rispetto a dei cambiamenti alti e profondi che sono avvenuti in questo periodo. Questo libro esce nel 2011, primavera del 2011 se non ricordo male. Primavera del 2011 è un momento particolarmente sfortunato. Perché? Perché era il momento dell'uscita da quel tunnel iniziato nel 2008 con la crisi di Lehman Brothers e sostanzialmente chiuso in quell'anno con la chiusura della crisi dei debiti sovrani, parziale chiusura, insomma, europei. Allora, sfortunato perché? Perché questo libro raccoglieva in qualche modo l'eredità degli articoli che avevamo scritto sul Riformista a partire dal 2006 e in parte veniva da una riflessione comunque durata almeno un annetto, perché c'è anche molto di più di quello che non c'era negli articoli per il Riformista. Riflessione che si è poi invece dimostrata
vecchia alla luce dei cambiamenti in realtà molto radicali che sono avvenuti in quel triennio, la cui consapevolezza però comincia a emergere in maniera dirompente, direi io, più o meno nel 2016. Con che cosa? Con due fatti veramente eclatanti: la Brexit e l'elezione del primo mandato di Donald Trump negli Stati Uniti. Cioè l'emersione del cosiddetto populismo, che poi in Italia ha il governo rosso-verde successivamente e varie espressioni in giro per il mondo, in particolare per l'Europa, nasce fondamentalmente da quella crisi. Perché, a mio modo, naturalmente sono valutazioni mie, però 2008-2011 è la chiusura di una fase durata oltre un ventennio, in qualche modo aperta con l'89-91, altro triennio cruciale, caduta del muro di Berlino, poi c'è l'implosione dell'Unione Sovietica, qualche anno dopo, nel 94, a Marrakech, c'è il vertice in cui viene costituita l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la WTO, e poi un po' più in là, nel 2001, sotto le macerie delle due torri, in realtà c'è anche l'ingresso della Cina nel mercato internazionale, appunto l'ingresso nel WTO della Cina. Allora si chiude quella parentesi che per la mia generazione, ma Giulio più o meno siamo coetanei, quindi aveva, e anche per tutti, ma noi in particolare, chi in quel momento cominciava a rodare, eravamo già forse più che ventenni, diciamo, però a rodare nel mondo del lavoro, quegli anni, gli anni 90, hanno generato una serie di aspettative e di prospettive che appunto si chiudono nel 2008. Quali? Quando viene giù l'Unione Sovietica e il muro di Berlino, salta per aria diverse cose. Uno, viene meno il nemico militare. Non so se alcuni degli ascoltatori si ricordano, quelli un pochino più anzianotti. Io entrai al liceo nei primi anni '80, ci fu un film incredibilmente di successo e di fama che si chiamava The Day After e raccontava gli effetti della guerra atomica. Fece molto effetto. La leggenda narra che quel film, visto di nascosto da Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, di nascosto dai suoi collaboratori che non volevano farglielo vedere, portò agli accordi con Gorbaciov per il disarmo nucleare. Quindi viene meno il nemico e quindi viene meno quell'incubo, nemico militare. Viene meno in maniera chiara e definitiva un modello economico, quello dell'economia pianificata. Dunque resta apparentemente solo il modello del capitalismo di mercato vincente, e assieme alla scomparsa del nemico militare, assieme alla scomparsa dell'alternativa di modello economico e di organizzazione sociale, viene anche meno l'alternativa politica. Quindi a quel punto quali sono le aspettative? Io credo, non lo so, io penso così, ma Giulio, secondo me anche tu puoi confermare o meno questo, ma negli anni 90 quello che ci si parava di fronte, apparentemente, era un mondo fatto sostanzialmente di pace, perché non c'era più il nemico, di vittoria definitiva appunto del libero mercato e quindi avendo pace, avendo libero mercato, tendenzialmente del modello democratico, no? Promessa era pace, sviluppo economico infinito e democrazia e libertà. Questa era la promessa. Okay? Questa promessa, non che non ci fossero alcuni scricoli, prima c'è la bolla delle .com. Sì. Va bene, ma però di bolle nel corso del capitalismo ce ne sono state tante, ce ne saranno ancora molte. Poi c'è stato qualcuno che invece ha manifestato non questo grande consenso mondiale per il modello occidentale l'11 settembre del 2001, quando vengono giù le torri e il Pentagono, o meglio, viene attaccato anche il Pentagono, lì in realtà è una spia che dice: guardate che non è che tutto il mondo vi viene dietro, c'è qualcuno, la famosa lettera di Osama Bin Laden al popolo americano, che dice: quella roba lì non ci piace. Quindi comincia qualche crepa, però deflagra quel modello realmente nel 2008, quando? Ecco, esatto. Ecco, racconto l'episodio. 2008,
crisi Lehman, Sì. fallisce Lehman Brothers. Ecco, ti fermo un attimo, no? Perché in realtà tu hai tracciato benissimo, secondo me, le caratteristiche del decennio, del ventennio che si apre con la caduta del muro, no? Gli anni 90 in avanti. Mercato, sviluppo, pace, ma anche finanziarizzazione dell'economia, no? E quindi diciamo quello che poi esploderà, ma è un altro dei temi che fanno la differenza rispetto a questo libro, la crisi dell'industria, no? Della manifattura. Già si poteva cogliere in quel momento. Lo chiudo perché il 2008 significa proprio la prima botta forte, diciamo, di questa finanziarizzazione, no? Sì, lì nel 2008 quello che viene meno è l'illusione della crescita, che era la crescita perpetua, che era fondata proprio su in quel momento, e particolarmente negli Stati Uniti, sulla finanziarizzazione, poi se vogliamo entrare per la finanziarizzazione della proprietà immobiliare, ma e dei consumi pure. Comunque, nel momento in cui Lehman Brothers dichiara bancarotta il 15 settembre, se non ricordo male, il 17 o il 18, cioè 2 o 3 giorni dopo, Ben Bernanke, che era il governatore della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, e Henry Paulson, che era il segretario di Stato dell'amministrazione americana di Obama, no? sì, il nostro MEF, diciamo, sì. il nostro Giorgetti, Sì. ecco, si recano dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama, entrano nello studio Vale e dicono: guarda, per stasera, per la chiusura dei mercati, quindi per stasera alle 5, noi abbiamo bisogno di 1.000 miliardi di dollari cash. Perché se non arrivano 1.000 miliardi di dollari cash che serviranno in qualche modo a salvare il sistema finanziario americano nel giro di 48 ore collassa. Se collassa quello americano in 48 ore, in 72-96 ore salta per aria uno dopo l'altro, Banca Centrale Europea, Bank of England, Banca del Giappone, l'intero sistema finanziario mondiale collassa, e questo significa che tra 2 settimane abbiamo il caos e l'anarchia globale. Ok? Quindi questi alla mattina dicono: per oggi pomeriggio servono 1.000 miliardi. Quello è l'inizio con cui una gigantesca mole di miliardi pubblici salvano il sistema finanziario, come direbbe Steve Bannon, salva il partito di Davos. Lì non ce ne si accorge subito, ma viene fuori con la Brexit e con le elezioni di Trump. Lì la gente ha cominciato a dubitare un pochino del modello di crescita. Sì. Ecco. Le magnifiche sorti progressive non erano tali. Certo, quello è stato proprio l'innesco di quel fenomeno, poi noto come populismo, poi ci mettiamo le etichette che vogliamo, ma comunque senz'altro di dissenso rispetto al mainstream, no? Che ci portiamo dietro ancora oggi. Quindi quello è stato un momento di rimente che noi nel libro non avevamo, che è uscito a maggio del 2011, non avevamo affatto colto. Primo cambiamento grosso. Da allora a oggi c'è un altro triennio, sono sempre trienni se vuole, perché c'è 89-91, poi abbiamo il 2008-2001, 11, pardon, e poi il 2020-23, dove vengono 3 fenomeni secondo me molto rilevanti, secondo me abbastanza chiaramente rilevanti. Uno è la pandemia. Poi dico perché. Secondo, il secondo è senz'altro l'esplosione, la guerra in Ucraina, o la ripresa, perché c'era già stata la Crimea prima, ma comunque l'invasione russa del Donbass e del Lugansk, che poi si estende, dura ancora fino ad oggi e subito dopo del Medio Oriente, nel 2023, in ottobre 2023, ma a febbraio 2023 un altro evento simbolico, perché poi chiaramente prendiamo come simboli, poi non è che, però è l'uscita e il rilascio di ChatGPT 4. Allora, 3 fenomeni importanti, provo a dire perché. Allora, il primo abbiamo detto 2008-2011 c'è un crollo, c'era un bellissimo libro che non riguardava tutt'altro di Luca Dodinelli che aveva un bel titolo, Il crollo delle aspettative, ecco, che riguardava Milano. A livello, era del 2005, pre-Moratti, pre-Expo, eccetera, eccetera, il crollo delle aspettative per la crisi che viveva in quel momento, a suo vedere, Milano. A livello globale, 2008-2011 è stato un crollo delle aspettative rispetto alle magnifiche sorti progressive del capitalismo di mercato, democrazia e libertà. Il 2020-2023 fa questa operazione secondo me interessante. Primo, col Covid
con la pandemia si diffonde un virus che non è un virus informatico. Perché dico questo? Perché fino a poco prima sembrava che tutto fosse ormai digitale, immateriale. Non importa, perché nessuno se ne preoccupava che dietro all'immateriale e al digitale ci fossero le fabbriche con il lavoro minorile o le miniere di cobalto. Nessuno se ne preoccupava. Quantità di energia spaventosa. Quantità di energie spaventose, esattamente. Sì, ieri c'era un dato, tra l'altro, su Sole 24 Ore, ma lo ricito dopo, ma comunque parlava dei data center. Dunque sono 3.445 negli Stati Uniti d'America, 191 in Italia, questo per dare la dimensione della differenza tra paesi. Quindi cosa succede? Da un lato c'è un ritorno prepotente della dimensione fisica. C'è un virus che non è informatico, è un virus vero che se ti becca rischia di mandarti al cretore. Uno. C'è, se ricordate, appena rallenta la diffusione del virus e riprende un po' l'economia, un enorme problema di logistica. Cioè ci sono i mancano container, mancano navi, i porti sono tutti intasati, i prezzi delle materie prime aumentano in maniera rilevante, prezzi e disponibilità, in qualche caso proprio non si trovano materie prime, e anche il Covid segnala il fatto che noi non eravamo in grado non solo di procurarci sufficienti principi attivi farmaceutici, non solo respiratori, ma neppure mascherine, perché a furia di delocalizzare avevamo perso quelle produzioni. Questo naturalmente segnala un problema, il famoso tema delle filiere, di quelle che poi l'amministrazione americana, Biden, non Trump, chiama reshoring, friendshoring. Questo nasce fondamentalmente o esplode con il Covid e a valle del Covid. Quindi un ritorno preponderante della dimensione fisica che si rinnova subito quando esplode la guerra in Ucraina, perché l'esplosione della guerra in Ucraina e le sue conseguenze vedono prima, anche qui non so se ricordate, ma un timore molto forte di scarsità di grano, non tanto per i paesi occidentali che anche pagandolo tanto al limite se lo procurano, ma per l'Africa. Questo significa crisi nei paesi africani, quindi minaccia di immigrazione di massa e via dicendo, alcune materie prime, per esempio per la lavorazione della ceramica, e poi quando salta il Nord Stream, cioè il Nord Stream 2 per la verità, quindi il secondo gasdotto tra Russia e Germania, emerge in maniera violentissima il tema della nostra dipendenza energetica dalla Russia, quindi di nuovo un tema molto materiale. Primo, quindi dimensione fisica. La seconda cosa che succede è quella con ChatGPT. Insomma, in qualche modo old economy. Sì, subito. Torna tutto evidente. Così come poi anche gli Houthi che cominciano a colpire le navi a Bab el-Mandab. Roba antica. Roba antica. Io ti blocco uno stretto e tu resti senza tutto quello che ti arriva, ed è un sacco di roba, attraverso il trasporto navale. Cioè, quei tre driver della globalizzazione, che erano il trasporto aereo, trasporto navale per le persone, trasporto navale per le merci e cavi per le informazioni, soprattutto i secondi, entrano in crisi. Anche la minaccia di tagliare i cavi, perché poi alla fine non è internet, siamo abituati ad avere internet, ma internet alla fine al 99% le informazioni che noi richiamiamo di lì viaggiano su cavi e provengono da data center. Cioè, basta una sega, esatto, per tagliare il cavo. Sono in realtà infrastrutture molto fragili, ma chiaramente molto strategiche. Adesso sembra che nel mare del nord ci siano navi che ogni tanto passano, salta per aria un cavo, insomma, si comincia a guardare molto attentamente anche alla sicurezza di quelle infrastrutture. Quando torna le infrastrutture torna appunto la old economy, è detta così, se vogliamo dire così. L'altro, che è apparentemente l'opposto, è invece l'irrompere della punta più avanzata del digitale, cioè dell'intelligenza artificiale. Questo è un discorso che vale moltissimo, soprattutto per l'Europa, cioè qua segnala un problema grosso per noi. Mettiamola così. Proviamo a pensare, mentre negli Stati Uniti nasceva sostanzialmente l'auto elettrica per il mercato di massa con Tesla,
E mentre il Giappone lavorava sull'ottimizzazione dell'ibrido, già a partire da fine anni 90, primi 2000, dell'ibrido, per Toyota in particolare, e i cinesi seguivano gli americani industrializzando e rendendo persino migliori per certi versi le versioni loro dell'auto elettrica. In Europa il più grande produttore mondiale, primo o secondo, a seconda degli anni con Toyota, cioè il gruppo Volkswagen, viene messo sotto inchiesta per il Dieselgate. Cioè, questo vuol dire che mentre l'Oriente e l'estremo occidente, gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, la Corea e gli Stati Uniti dall'altra parte lavorano sul futuro, noi siamo come europei a fare i trucchi su una tecnologia ottocentesca. Sì. Per carità, ottimizzata, perfetto, i tedeschi e italiani sulla meccanica sono maestri, no? Però questo è un segnale, ma se volete l'altro simbolico può essere questo: tu puoi andarti a comprare uno smartphone, tendenzialmente o ne prendi uno americano, oppure ne prendi uno coreano, oppure ne prendi uno cinese, non esiste uno europeo. Ecco, allora questo segnala un problema molto grave per l'Europa. Un esempio: quando Thomas Edison apre la sua prima centrale elettrica a New York, era il 1882. Nel 1883 apre la centrale elettrica Sistema Edison a Milano, in via Santa Radegonda di fianco al Duomo, e apre a Londra un'analoga centrale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Europa, anzi addirittura l'Italia e Milano, seguivano a ruota l'innovazione tecnologica, cioè, e stiamo parlando della svolta, di una delle svolte principali delle rivoluzioni industriali, quella elettrica. Seguono a ruota, ma non è molto differente quello che era successo prima, dopo che gli Stephenson avevano fatto la locomotiva a vapore. Nel giro di un decennio in Italia, in quel caso a Napoli, la Napoli Portici, e subito dopo la Milano Monza, subito venivano realizzate le ferrovie anche qui, quindi anche sulla macchina a vapore eravamo a ruota rispetto ai paesi all'avanguardia. Bene, nel febbraio-marzo, adesso non ricordo, del 2023 esce ChatGPT. Quanti software di intelligenza artificiale europei sono usciti da allora a oggi? Zero. Ecco. Quanti in Cina? Molti. Ecco, allora, ultimo dei quali DeepSeek. Ecco, questo è chiaramente un problema, e sul tema dell'industria ha una ricaduta chiaramente pesantissima. Ecco, appunto, e qui entriamo sul discorso, un altro dei grandi crinali di differenza rispetto a questo 2011, però poi vorrei tornare sul 2011 perché ci sono alcune cose che vorrei chiederti in quanto autore di questo libro. Poi dobbiamo spiegare anche a chi oggi ci ascolta cosa vuol dire Luigini e contadini, no? Tanto per essere chiari, ma ci torniamo dopo. Ecco, l'altra questione chiave è quella dell'industria reale, no? Allora, noi siamo, in che situazione siamo oggi rispetto a questa qui del 2011 e del libro da cui siamo partiti? Per quanto concerne l'industria reale, italiana, nostra, e, l'altra cosa, diciamo, è che noi parlavamo di globalizzazione all'epoca come qualcosa di assolutamente, lo dicevi tu prima, no? Positivo, progressivo, buono. Allora adesso stiamo facendo i conti con effetti invece molto più critici della globalizzazione, che hanno riflessi sul mondo materiale, reale, fisico, come dicevamo prima, no? Come spiegavi benissimo prima. E la differenza che mi sembra di notare è che quel libro lì aveva una sua ottica domestica, perché all'epoca comunque la globalizzazione era un qualcosa di magico, di bello, ma stava sopra le nostre teste. Adesso la globalizzazione è caduta da sopra le nostre teste fino ai nostri piedi, ci ha segato le gambe in qualche modo. E quindi, diciamo, per paradosso, allora si ragionava della nostra casa, perché pensavamo che quella roba là fosse una roba meravigliosa, ma che stava nei cieli dell'iperuranio, e che ci avrebbe guidato come una guida magica. E quindi potevamo permetterci di riflettere sulla secessione, il nord, il sud, il fisco e via dicendo. Adesso invece che quella roba là ci è caduta addosso, in qualche modo, dobbiamo ripartire dall'ABC e non abbiamo più tempo per guardare solo a casa nostra. Dobbiamo guardare, infatti il tuo discorso è più centrato sulle questioni internazionali, sulla geopolitica, sulla geoeconomia. È corretta questa visione? Allora sì, io direi largamente sì, perché in termini concreti c'è una differenza, la differenza abissale è il gap che si è prodotto appunto nella digitalizzazione.
Ma secondo me ancora più rilevante è la differenza in termini di consapevolezza, per l'appunto. Adesso, volenti o nolenti, e per lo più nolenti nel senso tolto collo, abbiamo dovuto prendere atto che non dipende tutto da noi. Soprattutto se abbiamo vissuto per anni nell'idea che, e questo è molto tipico degli europei, ancora di più che non degli americani, nell'illusione che la liberalizzazione dei mercati, l'apertura dei mercati, il commercio internazionali avrebbero necessariamente prodotto effetti positivi, appunto dicevamo prima di quell'illusione, no? Di pace, democrazia e sviluppo economico illimitato. Ecco, ne abbiamo preso atto, e ne prendi atto. Prima, quando c'è la crisi, quella dei debiti, ti rendi conto che in realtà i sistemi finanziari sono interconnessi, il famoso battito di farfalle da una parte del mondo produce l'uragano dall'altra. Poi ci rendiamo conto che il virus passa dalla Cina qua in un attimo, ce lo siamo trovati a Lodi, no? Primi al mondo dopo la Cina. Poi ci rendiamo conto che appunto ci manca le mascherine, quelli che fanno gli attacchi sullo stretto di Babella, ma ti chiudono gli stretti. Ecco, no, torna quella, lì davvero torna la logica di, se vuoi, di dominio dei mari come uno dei fattori cruciali di dominio globale, no? Non è che gli americani hanno basi sparpagliate in giro per il mondo tanto per averle, nel senso ce l'hanno perché controllano i traffici, il controllo dei flussi commerciali è sempre stato uno dei temi, e delle materie prime naturalmente, no? Significa materie prime, commerci. Quindi sì, in qualche modo questa è una differenza cruciale rispetto al periodo in cui è uscito quel libro. Adesso siamo più consapevoli di quanto impatti nel bene ma anche nel male i processi diciamo il livello di integrazione tra mercati che abbiamo raggiunto nel corso del ventennio, partito con l'89-91 e poi è continuato comunque ancora oggi, anche se le stesse amministrazioni, a partire da quella americana, e dico ancora più Biden che non Trump, quando cominciano a parlare di necessità di riportare produzioni negli Stati Uniti. Trump ha una chiave politica, cioè io riporto l'industria negli Stati Uniti perché se riporto l'industria ricostruisco la classe media e ricostruisco il sogno americano, no? Make America Great Again è fondamentalmente l'obiettivo lì, quel programma, quell'idea politica. Quella di Biden ha anche un senso molto più, quando fa l'IRA, cioè finanziamenti massicci alla reindustrializzazione, e quando esce con direttive federali che puntano a riportare non solo in patria o nei paesi amici friendshoring o comunque vicine alcune produzioni strategiche per le filiere americane. Vi faccio questo esempio. Fino agli anni 80 il principale estrattore di metalli rari o terre rare, che si voglia dire, in realtà non è che siano particolarmente rare, erano gli Stati Uniti d'America. C'era un'immensa miniera, se non ricordo male, in Arizona. E ovviamente ce n'era un uso molto minore di quanto non ci sia oggi, però questi metalli rari sono 17 elementi che sono indispensabili per il funzionamento di qualunque apparato elettronico, e qualunque significa dalla lavatrice, per come sono oggi le lavatrici, fino ai caccia F-35. Cioè. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoci qua, cari amiche e cari amici di Radio Libertà. L'estate è arrivata, sembra che ci siamo, sembra che qualcosa stia cambiando, un pochettino di sole fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene a tante cose. Però in questo periodo, cari amici di Radio Libertà, cosa succede? Ma dai la bruschettina, ma dai la patatina, ma dai quello lì, ma dai quello là, e chi soffre di problemi gastroesofagei, quindi penso al bruciore di stomaco, al reflusso, alla pancia gonfia, alla cattiva digestione, all'amaro in bocca. Queste qua sono stagioni un po' particolari perché lo faccio io, lo farete anche voi, si mangia un pochettino di più, si assaggia un pochettino di più.
allora vi consiglio una cosa, però potete chiedere informazioni qui chiamando 030 68 40 408, anche perché è una produzione limitata, è un prodotto naturale gastro-free. Il nostro integratore alla bava di lumaca gastro-free per tutti quelli che hanno iperacidità, bruciore di stomaco, cattiva digestione, reflusso gastroesofageo. È una cosa meravigliosa, un successo straordinario. 59 euro in offerta stamattina, 59 euro, 3 flaconi. Per ordinarlo chiamate lo 030 68 40 408. Lo prendete prima dei pasti o dopo i pasti, ma però per queste cose non vi costa nulla. Chiamate 030 68 40 408. Chiedete di Miriam, è lei esperta negli integratori. L'abbiamo fatta studiare anche per quello, quindi vi dà delle risposte chiare e certe. Integratori non sono medicine, ma aiutano tanto. 030 68 40 408 per una primavera, un'estate un po' più bella. Oppure olioacerbis.com, andate sulla sezione integrazione alimentare. Grazie, alla prossima. Benissimo, tutto quello che sta in mezzo dipende da questi metalli. Allora erano gli Stati Uniti i principali estrattori, le tecnologie di estrazione facevano capo sostanzialmente a sole 2 aziende al mondo, una europea, tedesca e una americana. Quando a seguito delle riforme di Deng Xiaoping fino agli anni 80 e poi del suo successore, non mi ricordo più come si chiamasse, che tiene il famoso 14° congresso del Partito Comunista Cinese del 92. Iniziano la produzione l'estrazione di metalli rari in Cina. Quell'estrazione avviene utilizzando le tecnologie di quelle 2 grandi aziende, perché nessun altro ce l'aveva così sofisticate. Ovviamente la produzione viene rapidissimamente spostata perché con le necessità di protezione del lavoro e dell'ambiente imposto dalle regole americane o europee, i costi di estrazione erano enormemente più alti di quanto non fossero e non siano tuttora in Cina, dove sono un po' più laschi sulla protezione del lavoro e dell'ambiente, perché queste lavorazioni, questi metalli non si trovano in forma pura, sono nelle rocce, le rocce vanno sbriciolate, trattate chimicamente con agenti chimici molto pesanti, talvolta si genera radioattività e sono processi molto impattanti. Ecco. Quindi la produzione è andata talmente là che oggi oltre il 90% dell'estrazione e della lavorazione di metalli rari è cinese. Questo significa che il giorno in cui il governo cinese decidesse di ridurre l'esportazione, mette seriamente in questione produzioni anche molto sofisticate e molto strategiche per gli americani, per gli europei, no? Ed è per questo che le amministrazioni americane, al crescere della conflittualità o della competizione, se vogliamo, con la Cina, tendono a riportare produzioni strategiche verso gli Stati Uniti o nei paesi amici. Quindi questo è molto cambiato. Oggi siamo molto più consapevoli di questo tipo di dinamiche e molto meno illusi rispetto alle sorti. Ma in questo quadro l'Europa e l'Italia come si collocano? Allora, ecco, questo appunto è il tema, se vogliamo, a valle di questi ragionamenti, c'è da guardare un pochino noi. Perché tutto sommato sto quindicennio, ventennio, insomma, partiamo dal libro 2011, ma da qui in avanti questi 15 anni, 14 anni hanno segnato comunque un'altra grave crisi, quella dell'Europa come istituzione, cioè si è svelato mano a mano la natura artificiosa di questa costruzione istituzionale politica, no? Sì, io direi, qua starei tempo, direi allo stesso tempo artificiosa, ma, ed è qua il dilemma, ma necessaria. Certo, sì. No? Perché chiaro, appunto, il dato che ho citato prima, me l'ero fissato in mente anche in vista della nostra chiacchierata, perché se noi pensiamo, come talvolta sembra che pensino i nazionalisti vari nei diversi paesi europei, di cavarcela nella competizione tra Cina e Stati Uniti, singolarmente siamo già, guardate, molliamo il colpo. Perché se quelli là hanno 3.445 data center e i data center sono quel posto in cui si fa materialmente l'intelligenza artificiale, cioè i centri di calcolo e lo stoccaggio dei dati, li fai in quei posti lì. E quindi se loro stanno a 3.445 e tu Italia, per quanto possa vantarti della bellezza, il Made in Italy, eccetera, eccetera, ma sei a 191, sei fuori dalla partita, punto.
E già come Europa, la differenza appunto vera rispetto al 2011, che è conclamato il gap che abbiamo in digitalizzazione. Questo è uno dei temi del famoso rapporto Draghi, sta qua, no? Dice ragazzi, o colmiamo, c'è un tema di digitalizzazione, c'è un tema di difesa, che è un'altra questione veramente importante, soprattutto al crescere delle conflittualità, soprattutto dopo l'invasione della Russia in Ucraina della Russia. Quindi la differenza vera, secondo me, sta nella consapevolezza di esserci persi o di essere rimasti quantomeno molto indietro nella digitalizzazione. No? Questo è ovvio che noi non possiamo recuperare quello che hanno fatto Microsoft, OpenAI, Google, eccetera, Meta, da alcuni anni a questa parte, perché il livello di investimenti e di competenze messe su quella tecnologia è sostanzialmente irrecuperabile. Quello che forse possiamo ancora fare è provare a integrare una nostra grandissima, in termini industriali, nostra grandissima competenza, in particolare di nicchia, se vogliamo parlare dell'Italia, già Germania è un po' diversa, però di nicchia, alcune competenze molto sofisticate su piccole nicchie di mercato industriali, con il digitale e l'intelligenza artificiale. Su questo perché? Perché qua abbiamo un sapere da giocarci, cioè possiamo mettere sul tavolo, guardate, voi avrete l'intelligenza artificiale, il software, noi abbiamo questi saperi del saper fare, cioè di controllare millimetricamente il processo produttivo. Questo è secondo me uno dei temi, qua apro, chiudo una parentesi, io faccio un lavoro che comporta il fatto di incontrare numerose imprese, ma siccome la stragrande maggioranza delle imprese è fatta di piccole imprese più che manager, incontri imprenditori che, parentesi a parentesi, un'antropologia incredibile, gente veramente a cui dovremmo dedicare delle strade, dei monumenti, sono veramente personalità notevoli e purtroppo molto poco visibili in genere, soprattutto quelli piccoli. Però allora, dentro questo tessuto estremamente ricco abbiamo dei saperi che possiamo integrare. Questo è uno dei compiti, se vogliamo mantenere base industriale. Integrare su base europea. Su base europea, chiaramente. Allora, su base europea, che vuol dire prima di tutto Germania e Italia. Anche perché dovremmo capirci su cosa vuol dire Europa, no? Esatto. No, Europa, poi anche Mosca è Europa adesso. Mosca è una grande capitale europea, non è che non sia Europa, però in questo momento abbiamo qualche problema con No, ti lascio bere il sorso di caffè, ma intanto mi domandavo questo, no? Stati Uniti sono appunto, come dice la parola stessa, Stati Uniti, cioè uno Stato federale grande che ha la sua storia. La Cina è un altro Stato molto forte, centrale, imperiale, ha una tradizione appunto di Stato forte, e lo è ancora oggi, con tutte le declinazioni ideologiche possibili. E in mezzo c'è questo continente che è l'Europa, che è fatta comunque di stati nazionali, e il tentativo di creare una sovrastruttura politica che gestisse politicamente queste questioni, perché sono questioni politiche queste, no? Che poi hanno un riflesso pesantissimo sull'economia, ma sono questioni e scelte politiche. Come diavolo fai tu a fare delle scelte politiche in Europa, anche semplicemente di questo tipo? Tu stavi dicendo già, mettiamo insieme delle competenze, ma su base italo-tedesca, per esempio. Gli altri dove vanno a finire, insomma? Cioè, com'è che fai a fare un ragionamento su base continentale europea in questo scenario mondiale? Allora, l'Unione Europea chiaramente ha un problema in più rispetto a quei due paesi. Perché oltretutto ha problemi che ogni volta vengono analizzati, puntualizzati, messi in luce, mai risolti. Allora mi viene da dubitare che siano irresolubili. No, infatti il dubbio è legittimo che esista e forse anche sano, perché quelle potenze nascono con delle guerre civili, guerre di conquista, ma nascono con la violenza. Ecco, noi non possiamo, tendenzialmente non vorremmo costruire l'Europa attraverso quello che però è il sistema che nella storia è sempre stato il sistema per costruire, no, paesi. Allora, quindi abbiamo questo tema. 2, stiamo parlando di popolazioni che si sono combattute per millenni.
Quindi il fatto che da qualche decennio cerchino di cooperare, tutto sommato stiamo parlando veramente di la fine della guerra mondiale, è ieri la nascita della CECA e poi della CE e poi della UE, è veramente ieri. Dobbiamo fare i conti con qualche millennio di guerre tra di noi. Quindi abbiamo questi due problemi. Uno, che normalmente questi grandi stati, anche federali, si costruiscono con la violenza. Due, che dobbiamo unire appunto popolazioni. Oppure vedi Cina, li tieni insieme con la violenza, no? Perché oggi è così. Vabbè, quello è un impero che ha 3.000 anni e comunque sì, o li tieni insieme, ma si è costruito in quel modo lì, e si è costruito molto tempo fa, quando hanno cominciato a conquistare i regni, a unire i regni attraverso sempre delle battaglie. Quindi è ovvio che c'è questo dubbio e queste enormi difficoltà. Dall'altra però tu hai la necessità che, se pensi di avere a che fare con questi due giganti tutti separatamente, è un bel problema da risolvere. sì, no, non è certo nella chiacchierata tra Giulio e Gabrio che no, è un enorme problema. Ma è un problema che mi fa venire in mente un'altra variabile. Allora, la politica, no? In questo libro, poi torniamo prima della scadenza dell'ora, in questo libro qui la politica era chiamata in causa, si percepiva a ogni pagina. Adesso la politica cosa fa? Cosa può fare? Ma parliamo sempre di Italia, per essere concreti, no? Luigini, contadini, dopo ci torniamo. Come stanno i Luigini? Come stanno i contadini oggi a 14 anni di distanza? E cosa può fare quell'attore che voi qui chiamavate in causa, la politica? Allora, i Luigini per eccellenza, veramente... Vediamo la definizione. I Luigini sono quelli che in qualche modo parassitano, no? Sì. Allora, dunque, la definizione non è di Gabrio Casati. Noi abbiamo preso una frase di un libro di Carlo Levi che si chiama L'orologio, in cui definiva i contadini come, adesso sintetizzo, c'è comunque citata nel libro, quelli capaci di fare una fabbrica, di costruire una fabbrica. Sono quelli che dicevi te prima, che dovremmo fargli le strade e i monumenti. Esatto, sono gli imprenditori, ma sono anche i loro lavoratori, operai, sono i contadini, gli artigiani, la gente che lavora banalmente, no? Ecco, questi sono i contadini. I Luigini sono quelli che vivono di rendite. Adesso abbiamo preso quella frase per rendere un pochino più aulico il titolo, però questo è il senso. Quelli che vivono di rendite e che se la intendono bene anche con i poterucci mafiosi, con i parassiti, con la burocrazia. Sì, in quel caso la tesi che c'era in quel libro, il riferimento al lato oscuro, nasceva da una domanda. Sì, perché il capitolo 3 si intitola Il lato oscuro della questione settentrionale. Nasceva da una domanda che ci eravamo posti numerose volte, e quello schema è un'ipotesi ovviamente interpretativa nostra. La domanda fondamentale era: com'è che, a fronte di un divario così evidente tra il nord e il sud del paese, intendendo non era un dato sulle antropologie, meno che meno sulle razze, niente di tutto questo, ma era: qui abbiamo delle popolazioni fatte in larghissima parte di contadini, no? Producono molto, e quella produzione è largamente saccheggiata per foraggiare una serie di sacche parassitarie, che talvolta sono i Luigini propriamente detti, che però stanno nel nord, soprattutto, non stanno al sud, ma spesso sono anche quelli destinatari delle famose pensioni finte di invalidità, dei posti in eccesso della pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Allora, la tesi fondamentale di quel libro la domanda che nasceva era: ma perché i Luigini al nord, che non chiamavamo Luigini, ma perché si fanno saccheggiare in quel modo? Ci deve essere un interesse per forza. Qual è il loro interesse a lasciare che esista il saccheggio? Allora là è entrato in questione l'enorme appoggio che lo Stato e i governi hanno dato, soprattutto nel corso degli anni 90, a quei Luigini. Voi ne citate alcuni clamorosi, Benetton, no? Facciamo i casi, adesso poi dopo è venuto giù il ponte a Genova, però il nostro riferimento era a quella parte di capitalismo del nord che si è appropriata
I signori delle autostrade, per esempio. Le autostrade, ma su Telecom potremmo fare più o meno lo stesso discorso, all'Italia pure, ce ne sono stati numerosi. Paradossalmente, le grandi imprese, grandi imprese ancora presenti in Italia e strategiche, sono quelle che appartenevano in quel caso più al Tesoro che non all'IRI. Anche qui andrebbe fatta una distinzione, comunque al Tesoro, quindi il direttore generale del Tesoro si chiamava Mario Draghi, che sono l'Enel, l'Eni, Finmeccanica, che oggi si chiama Leonardo, e Fincantieri. Paradossalmente, le grandi aziende che hanno resistito e tuttora sono strategiche per questo paese e danno vita a filiere immense con dentro moltissime piccole e medie industrie, sono quelle dove c'è ancora lo Stato dentro. È un bel paradosso, Sì, una riflessione su questo prima o poi bisognerà anche farla. Perché anche le aspettative a livello locale che si erano generate negli anni 90 rispetto a liberalizzazioni, privatizzazioni, liberalizzazione del mercato del lavoro. Il pacchetto 3. Voi già parlavate dei precari con la giacca, esattamente, no? Ecco, esattamente. Perché tutti sono abituati ad identificare quel momento, perché ci fu un gran cancan attorno a quel provvedimento con la legge Biagi. Ma la legge Biagi era il tentativo di riportare un po' d'ordine. Qualche pecora nell'ovile, diciamo. Dentro un mercato scombussolato e iper precarizzato, prodotto da un altro provvedimento che si chiama Pacchetto 3, che è del governo Prodi, però. Ecco, quindi qua anche politicamente va fatto qualche distinzione, no? Quindi si erano generate molte illusioni. Il tema lì era: se noi privatizziamo, liberalizziamo, cresceremo tutti, si creeranno posti di lavoro e saremo tutti felici e contenti. Questo è quello che pensavamo negli anni 90, che alcuni pensavano negli anni 90 in Italia, ma non diversamente in UK con Blair, non diversamente in Germania con Schröder e via dicendo. Ecco, quella parte di sinistra lì, e secondo me lì stanno anche le radici, per intenderci, della totale scomparsa della sinistra. Allora, nel capitolo 2 voi parlate del vuoto pneumatico della sinistra di quegli anni lì. Non è cambiato molto, però. Non è cambiato nulla. Non è la sinistra nel momento, ma basta guardare una mappa elettorale. Tu guardi le mappe elettorali e vedi che la sinistra vince nei centri ricchi delle città e perde in tutte le periferie, negli interland, nella provincia. Hai già spiegato tutto. Che è una dinamica che dal 92 in avanti va così. Esattamente. Ecco, quindi quella è già è talmente autoevidente. Ma è la stessa questione della Rust Belt negli Stati Uniti, che dà vita al trumpismo, no? Le chiusure delle fabbriche, eccetera, l'abbandono da parte dei democratici, e lì arrivano i repubblicani, non quelli di Bush, arrivano quelli appunto di Trump, e Steve Bannon è stato il vero maestro di quell'operazione politica, in realtà. Ecco, quindi questa politica... La politica, no, ecco, allora, io penso qua... Forse sono più ottimista da un certo punto di vista, non perché sia ottimista rispetto a grandi cambiamenti nella competenza dei politici, sono ottimista perché la crisi patente del modello ipermercatista e quindi ha portato necessariamente all'intervento da parte dello Stato lì, 2008-2011, la quantità di denaro che è servita a salvare il sistema finanziario, ma lo vediamo ancora oggi, comunque anche qua in Italia è evidente, basta vedere cosa sta succedendo su Telecom, cosa potrebbe accadere sull'Ilva, cosa è successo sull'Alitalia. Alla fine è rientrato sempre lo Stato per provare a rimettere nel momento in cui senza parlare di Francia e Germania, dove c'è sempre stato e non è mai uscito. Sì, certo, esatto. Nel momento in cui però e poi entra in campo la questione militare, e quella è una questione eminentemente politica per definizione, no? Allora, se lo Stato rientra un pochino nell'economia per provare a parare i colpi, e se lo Stato necessariamente comincia a rioccuparsi di difesa, quindi tu questo lo vedi, la politica riesce a rafforzare. Questo tu lo vedi su scala Italia, Francia, Germania / Europa? Allora, diciamo così, lo vedi separatamente sui diversi paesi, che questo possa dare luogo, sarebbe meraviglioso, ma che questo possa dare luogo a un coordinamento europeo e a una vera politica di difesa europea e di politica industriale europea. Ecco,
diciamo lì c'è tanto da fare. E in questo quadro qua Poco tempo. i contadini, quelli che tirano veramente la carretta e mandano avanti l'economia reale, come stanno oggi rispetto al 2011 del libro? Peggio, meglio? Perché tu mi dicevi prima, e io credo di poter condividere anche sulla base delle micro osservazioni empiriche che possiamo fare andando in giro per le strade, che in realtà, o conoscendo persone appunto, che in realtà questa forza straordinaria di chi lavora non sia andata perduta, sia ancora oggi una grandissima ricchezza. Primo del nostro paese e secondo diciamo anche magari del nostro continente, fate le proporzioni, però senz'altro in Italia questi sono ancora vivi, vegeti, svegli, approfittano delle occasioni e ce l'hanno fatta, incredibilmente ce l'hanno fatta, perché se te leggi il libro del 2011 dici questi muoiono tra 2 anni e invece nel 13 erano vivi, nel 17 sono vivi, nel 24 sono vivi nel 25 saranno vivi anche domani probabilmente. Sì, infatti, allora nelle conclusioni poi c'era una frase, adesso se la trovo nel frattempo ve la leggo, ma allora, dunque, questi sono, lo dico, non ho molte evidenze numeriche, naturalmente possiamo vedere il peso dell'industria sul PIL è circa il 18-19%, l'industria in senso stretto, se mettiamo anche le costruzioni arriviamo a un 25, un 24-25, quindi comunque pesante dal punto di vista diretto. Poi c'è un peso anche indiretto, perché qua c'è un altro discorso secondo me di back to basics, come si direbbe, no? Rimettiamo ordine nelle cose. L'industria si chiama secondario. Si chiama secondario perché prima del secondario c'è il primario, che è l'estrazione mineraria e l'agricoltura, cioè i materiali da trasformare con l'industria e quello che mangiamo per poterli lavorare, ok? E viene prima del terziario, che invece sono quei servizi che devono essere utili all'industria. Allora, in via diretta l'industria pesa appunto in Italia sul PIL circa il 18,5%, poi abbiamo le costruzioni, se vogliamo fare in senso lato arriviamo al 24%, però in via indiretta impatta anche molto di più perché ci sono tutti i servizi all'industria. Quindi stiamo parlando di una parte molto importante, però anche molto poco evidente e spesso sottovalutata. Per tanti fenomeni, il tema è culturale, senz'altro. Non lo so, ma se vogliamo, c'è anche una distorsione quando parliamo con molta enfasi, ma anche giustamente del Made in Italy, perché vediamo tutta una serie di prodotti che hanno quasi un'accezione quasi, anche se poi sono industriali, ma quasi più artigianale, e soprattutto hanno un peso molto relativo, un peso importante ma relativo rispetto ad altre lavorazioni che sono meno evidenti. Vi faccio un esempio molto banale: il saldo commerciale con l'estero della meccanica è superiore a quello di tessile, abbigliamento, alimentare e arredamento messi insieme. Con i quali noi identifichiamo il Made in Italy. Ok, ma giustamente, perché mentre il vestito, il parmigiano reggiano, eccetera, lo vediamo nelle vetrine, certo. La componentistica del Mercedes deve andare dentro nel motore, quindi è anche, però è una parte gigantesca. C'era sulla rivista Pirelli, se non ricordo male, c'era un bellissimo pezzo degli anni 50 intitolato Il granaio meccanico, riferendosi alla pianura padana. Granaio meccanico, bellissimo. Nel senso di un insieme di competenze strutturate nei millenni. Non mi ricordo se c'era nel libro di Gabrio Casati, ma qua a Milano noi avevamo i Missaglia e i Negroli che facevano le armature nel Medioevo, no? E competevano direttamente con degli altri bravissimi armaroli. E degli spadari anche, no? No, appunto. Gli altri armaroli erano bavaresi, o meglio, svevi, anzi per lo più svevi. Quindi c'era la corazza sveva e la corazza, quella che era molto più leggera, lombarda. E qua avevano inventato l'acciaio temprato, cioè passare dalla fornace all'acqua fredda, fornace, cambiare la struttura molecolare del carbonio e rendere l'acciaio molto più forte e resistente alle frecce. Allora, quella roba lì resta persino nella toponomastica, nel senso che tu di fianco a Piazza del Duomo hai via degli armorari, via degli spadari, via degli speronari, via degli orefici che comunque lavorano metalli. Poi è vero che c'è anche via dei cappellari, però questo ti ricorda da quanto tempo abbiamo gente che lavora i metalli.
e per forza sei un bravo meccanico se per secoli lavori metalli. Quindi questa è una grandissima tradizione produttiva che abbiamo, per quello dico sarebbe un peccato perderla. Integriamola con le migliori tecnologie di oggi, come l'abbiamo integrata con la macchina a vapore, no? E poi l'abbiamo Insomma, a integrata... questo punto intelligenza artificiale, digitale, eccetera, sono una modalità di espressione di una cosa che tu sai fare da millenni. È una nuova modalità, ma non è niente di sostanzialmente rivoluzionario, no? Va a integrare quello che tu già facevi. Certo, come quando hai elettrificato le linee di produzione. Quindi se fossimo capaci di fare in questa operazione sta tanto della salvezza. L'altro tema però, è vero, questi esistono, questi intendo i contadini, in particolare qua mi riferisco agli imprenditori, esistono, sono straordinari ma lo dico sinceramente, io non sono tutto tranne che un imprenditore, voglio dire, come spirito, no? Anzi, posso fare l'analista, però se devo prendere una decisione vera, a furia di analisi fa in tempo a cambiare il mondo. Invece queste sono persone che hanno un'intuizione fenomenale per le opportunità e soprattutto una capacità di mettere a terra a tempo zero gli strumenti per cogliere. Qualche volta va bene, qualche volta non male come è normale che sia, no? È il rischio famoso, sì. Ma ecco, questa vivacità c'è ancora. Attenzione però a un dato, questo è piuttosto importante. Nel corso, da oggi a qualche anno, un'intera generazione di questi imprenditori, che è quella che ha per lo più costruito la propria impresa nel dopoguerra e durante il boom economica, andrà in pensione, si ritirerà per forza di cose. Questo è un tema anagrafico. Questo è importante perché o siamo in grado di trovare il sistema di mantenere quelle, perché proprio per il tipo umano che è l'imprenditore, prima ancora che imprenditore, è uno straordinario appassionato di quello che fa. C'è quello che ha la passione per la tazzina da caffè, è talmente appassionato da quando è piccolo di quella cosa, di come funziona la ceramica, il manico, eccetera, eccetera, che attorno a quella sua passione, a quel suo sapere specifico tecnico, costruisce l'impresa, quindi poi costruisce la gestione del personale, il credito, la finanza, il commercialista, tutto, no? Quindi, ma il sapere cruciale che sta lì è quello che nasce dalla sua passione per la tazzina. Allora, o troviamo il modo di non disperdere quell'enorme sapere tecnico che ancora sta lì, oppure... Siamo su questo crinale, da quello che tu vedi nella vita reale, nella tua esperienza anche pratica, quotidiana. Nella mia esperienza pratica quotidiana... Il famoso tema del ricambio generazionale. Sì, proprio quello, il passaggio generazionale. Cioè, no? A tanti addentellati, c'è un tema. I figli tendenzialmente non prendono più in mano le aziende. Punto critico questo. Enorme punto critico di sopravvivenza, appunto perché con le persone poi escono dall'azienda anche i saperi in questo caso. Allora o li rimpiazzi oppure diventa complicato. Quindi questo è senz'altro. Quindi qui abbiamo due temi. Uno, come facciamo a integrare questi straordinari saperi con l'intelligenza artificiale, ma prima ancora come facciamo a non perdere questi saperi. Ecco, questi secondo me sono due temi su cui dovessi oggi, assieme agli altri, lavorare su questioni in qualche modo. Ecco, la politica ne è consapevole a tuo giudizio? Io dico la politica nel senso che non faccio distinzioni fra destra e sinistra, sopra e sotto. In generale dico il politico di oggi, medio, ne è consapevole, il governante, mettiamola così, il governante. Allora, secondo me poco. Io francamente mi leccherei ancora i baffi che comincia a essere consapevoli di questioni importantissime come l'energia, cioè adesso c'è il ritorno al tema del nucleare, o come il tema della difesa. Già mi sembra un grande passo avanti rispetto a qualche anno fa. Su questo tema della rilevanza dell'industria, secondo me no, però, e qua però vengo anche alla tua categoria, o quella che se vuoi è stata anche la nostra quando scrivevamo sul Riformista, e anche perché nessuno glielo racconta, o neanche, se vogliamo, neppure le associazioni di rappresentanza. A me è capitato anche molti anni fa di fare un lavoro nel quale invitavo alcuni politici in quel caso lavoravo nell'azienda in cui lavoravo per fargliela vedere. E quando invece poi tu fai vedere al politico
quello che è, e poi gli metti sotto dei numeri e cominci a dire: guarda, prova a togliere dall'equazione Italia l'industria e vedi che cosa succede. Perché poi tutto quello che tu gestisci come risorse e redistribuisci come risorse, guarda, tutto, grande parte viene da lì. Gran parte della ricchezza prodotta viene da lì, in prima istanza. Anzi, quella ti crea anche la domanda sul terziario, ti crea lavoratori che possono andare a consumare e quindi il commercio, eccetera, eccetera. Siccome manca 2 minuti, mi viene da dire 3 minuti. Una cosa, queste istanze le avrebbe potute portare avanti un potere politico locale, come quello delle regioni produttive, per esempio nel caso specifico nostro italiano, e non lo ha fatto, perché le regioni sono drammaticamente fallite anche loro da questo punto di vista. Quindi quella dorsale importantissima che percorreva il vostro libro, la questione settentrionale, oggi secondo te cosa significa? Che cosa significa? Come suona oggi dire questione settentrionale? Se suona ancora. Le regioni non l'hanno portata avanti, il disequilibrio fiscale è rimasto tale, vabbè, cerchiamo di sopravvivere tutti, compresi quei geni che cercano di vivere giorno per giorno e di fare il meglio. Ma la questione settentrionale, che era una riflessione fondamentale, un perno del vostro libro, oggi cosa significa questa espressione? Allora, in realtà, come suona o cosa significa sono due cose. Come suona quasi arcaica, perché è stata totalmente abbandonata, tu non lo puoi dire, ma lo dico io, non solo dalle istituzioni, dalle regioni, ma anche dai partiti politici che portavano, il partito politico che portava avanti quella cosa. Ecco, è stata completamente oscurata, sta ancora largamente lì. Forse quel meccanismo scusate, io sono stato molto sintetico nel descrivere quello schemino di Luigini Contadini delle risorse, però forse quel meccanismo non è neanche così, non lo era allora e forse ancora meno oggi corretto, non lo so, però la questione settentrionale, cioè di grandi territori produttivi, depositari di enormi saperi industriali e generatori di ricchezza, sta ancora tutto lì e paradossalmente ancora di più, perché se nel 2011 o negli anni precedenti una regione come la Lombardia aveva un PIL pro capite non molto differente dai migliori lender della Germania, oggi siamo scesi. La questione qua è grossa anche perché così come se togli l'industria dall'equazione Italia, se togli la Lombardia, il Veneto o l'Emilia Romagna dall'equazione Italia, viene giù come una pera allo stesso modo, anche perché togliere l'industria significa fondamentalmente togliere la Lombardia, l'Emilia, il Piemonte e il Veneto ovviamente, sì. Quindi è tutta lì. Allora, ho l'impressione, Gabrio Casati, che dovremo ritrovarci tra non moltissimo tempo, facciamo passare altri 14 anni, facciamo passare molto meno, però direi che la conversazione merita di essere ripresa, anche perché questi sono temi strutturali dei quali, fammi dire, si parla un po' poco. Sì, si parla poco, tra 14 anni ci vediamo a giocare a carte al circolo, però prima magari possiamo parlarne ancora un pochino. Allora, grazie a Gabrio Casati, lo congediamo così, e se vi va di trovarlo, magari lo trovate ancora in giro il libro, no? Qualche biblioteca o da qualche parte, Luigini contro Contadini, edito da Guerini e Associati. Un bellissimo libro ancora da leggere oggi, perché con l'occhio dell'oggi è ancora più interessante. Grazie Gabrio. Grazie Giulio e saluti a tutti, grazie.